Pronti? Partenza! Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 24 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo. Buongiorno a tutti, benvenuti alla quinta edizione della Maratona di Lettura Il Veneto Legge. Oggi, 23 aprile 2021, abbiamo scelto questa giornata importantissima per iniziare il riscaldamento come una vera maratona vuole. Infatti oggi è la giornata mondiale del libro, dove si celebrano le letture, la pubblicazione dei libri. E quindi non a caso noi vogliamo iniziare ad organizzare tutta una serie di eventi legati alla lettura per coinvolgere gli appassionati dei libri, ma non solo, anche i cosiddetti non lettori, per far scoprire loro magari la bellezza, la magia di romanzi, di racconti, dei libri. In questa giornata ci saranno, come in una staffetta, tutta una serie di interviste e anche di letture da ogni provincia della regione. Ma naturalmente questa ideale staffetta sarà iniziata da chi ha creduto sin dall'inizio, sin dalla prima edizione, in questa importante iniziativa, e abbiamo con noi l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. Buongiorno Assessore, grazie di essere qui. Buongiorno a voi e grazie naturalmente per questa opportunità. Sappiamo che in questo periodo così complicato, sappiamo che sono aperti tanti fronti, che dovete girare in tutta la regione, siete davvero molto impegnati, anche lei in prima persona. Però le voglio proprio chiedere perché la Regione Veneto che lei rappresenta e lei in prima persona, come abbiamo detto, crede nell'importanza di dover organizzare queste iniziative anche in questo periodo di emergenza sanitaria legate intorno al mondo della lettura. Beh, sottolineiamo come se queste iniziative sono importanti in un periodo di ordinarietà, perché il Veneto è una regione di lettori e soprattutto di lettrici e pertanto va sempre stimolato questo rapporto intimo che hanno con la lettura e fa parte un po' del dovere di una pubblica amministrazione come è la regione di andare a fare delle azioni in questa direzione. Oltremodo è importante farlo in un momento di particolare emergenza, di crisi come quello in cui viviamo. Abbiamo trascorso tante ore in casa, abbiamo anche sperimentato delle situazioni di vita che non avremmo mai pensato di dover vivere. Pensiamo solo alla scuola che oggi viene fatta attraverso i canali telematici e pertanto tante ore chiusi in casa, magari davanti alla televisione, davanti ai social, sul computer, per noi devono essere un ulteriore stimolo per promuovere la lettura, per promuovere questa ricchezza che già fa parte del nostro patrimonio e che oggi può darci anche un aiuto e una crescita per uscire da questa situazione anche dal punto di vista personale. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'importanza della maratona di libri in questo momento e devo dire che le risposte sono state entusiastiche, incredibili, già l'anno scorso in cui la crisi pandemica ci aveva sostanzialmente chiusi in casa e quest'anno auspichiamo che sarà una grande edizione. Sì, infatti
Da sempre la maratona di lettura ha coinvolto proprio tutta la filiera del libro, gli editori, le librerie, le biblioteche, le scuole, poi naturalmente i lettori professionisti e i lettori volontari, e la quinta edizione sarà per fortuna diversa da quella del 2020 che è stata interamente online. Ma appunto, com'è andata l'edizione dello scorso anno e come sarà invece organizzata quest'anno, pensando proprio in positivo? Beh, noi l'anno scorso abbiamo voluto presentare il progetto della maratona di lettura pensando ad una edizione, diciamo, minimale, perché la situazione non consentiva di incontrarsi e di svolgere questa catena umana del passaggio della staffetta della lettura, e realizzandolo in via telematica. Ebbene, abbiamo avuto un riscontro incredibile. Sostanzialmente ogni provincia, ogni parte del territorio regionale ha risposto in modo forte, dalle piccole province fino alle grandi. Hanno partecipato gli editori, hanno partecipato le biblioteche, hanno partecipato le scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori, i comuni. Quindi devo dire c'era una grande voglia. Ragione per cui sulla scorta di questo grande risultato che abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno che torniamo in presenza e abbiamo fiducia che sia una manifestazione veramente nuova, carica di entusiasmo e molto, molto partecipata. Sì, veramente è stato un crescere in tutte queste iniziative. Durante il lockdown i libri ci hanno tenuto compagnia, come dice lei, ci hanno comunque accompagnato anche se eravamo chiusi, costretti nelle nostre abitazioni. Noi promotori della lettura di Leggere per Leggere, del coordinamento regionale della lettura, abbiamo anche continuato proprio all'interno di queste iniziative a organizzare conversazioni, a organizzare letture e videoletture. Ci abbiamo comunque creduto, ma sempre di più si è visto che il libro non è solo un intrattenimento, non fa solo compagnia. Le neuroscienze ci hanno proprio dimostrato scientificamente che i libri non solo sono utili ai bambini per aumentare la capacità di attenzione, di memorizzazione, o anche negli anziani, negli adulti, come prevenzione di alcune patologie, ma proprio ci fanno stare bene, ci creano benessere. Quindi mi permetto di chiedere al nostro assessore, che è così entusiasta e disponibile, se anche lui ha un libro che lo ha incuriosito, lo ha accompagnato in queste giornate in casa, anche se so che è stato davvero molto impegnativo per un assessore, il periodo del lockdown e ancora continua adesso, tutto può essere più complicato a volte a distanza, ma c'è stato spazio anche per qualche libro. C'è qualche consiglio che ci vuole dare, assessore? Innanzitutto vi consiglio di circondarvi di libri, perché il libro oltremodo è un bell'oggetto che si può anche solo tenere vicino ed ha una sensazione meravigliosa. È un oggetto caldo, è un oggetto che riempie la vita. Poi il contenuto del libro sicuramente può cambiare la vita, perché ci fa ragionare, stimola, fa crescere la fantasia di un ragazzo in particolar modo. Noi tutti abbiamo dei ricordi legati ai primi libri che abbiamo letto, e alle volte leggere il libro giusto nel momento giusto può indirizzare un percorso di vita. Quindi dico, cercate il vostro libro, perché il vostro libro è lì che vi sta aspettando. Dopodiché io naturalmente qualche volta leggo quando ho tempo, ma sicuramente amo la lettura. Mi sono voluto ritrovare con un personaggio che io ho sempre stimato e apprezzato da un punto di vista istituzionale, politico, che è Francesco Cossiga, e quindi ho letto un suo libro, che è un libro leggero, ma con quella ironia un po' sagace e che con grande disincanto e anche un po' di cinismo racconta la storia d'Italia. Con questo libro che si chiama Italiani sono sempre gli altri, e dà una visione nuova che fa molto ragionare sugli avvenimenti storici del nostro paese degli ultimi anni. Ecco, ve lo consiglio perché è stato un grande Presidente della Repubblica e sicuramente conosceva molto bene l'acqua in cui nuotava, e ci dà una visione tutta nuova e tutta diversa da quella che abbiamo la possibilità di ascoltare sui documentari o sui telegiornali. Quindi per i ragazzi, per quelli che volessero interessarsi un po' anche di politica, di amministrazione, di cronaca, di attualità, Cossiga secondo me può darvi qualche spunto interessante.
A proposito di acqua, veniamo ai temi della maratona di lettura. Grazie comunque per il suo prezioso consiglio. E appunto i temi della maratona di lettura del 2021 sono tanti. Prima di tutto è proprio l'acqua. È un po' collegato a questo tema anche un anniversario speciale, i 1600 anni di Venezia, che si sa è una città sull'acqua, e poi naturalmente gli anniversari legati al sommo poeta Dante Alighieri ed altri centenari di importanti scrittori e autori. Quale tema lo ha incuriosito di più? Beh, abbiamo l'imbarazzo della scelta, abbiamo tutta una serie di argomenti che ci possono fare sbizzarrire e sicuramente saranno di interesse dei nostri maratoneti. Io vorrei però fare una sottolineatura sulla celebrazione dei 1600 anni di Venezia, perché come veneti dobbiamo veramente essere orgogliosi della nostra storia e dobbiamo essere consapevoli di essere un popolo, così come scritto nello statuto della regione del Veneto, e di essere un popolo che ha dei valori comuni che sono basati su una storia che viene da lontano. Ed è una storia meravigliosa, la storia di Venezia, perché Venezia è stata una realtà che ha saputo percorrere i tempi e individuare e introdurre dei temi come quello del confronto con le culture lontane, con le culture dell'Oriente, lo sviluppo dei commerci, il riconoscimento dell'altro, che ha fatto di Venezia una città, una capitale, un territorio globalizzato ante litteram. Quindi forse un esempio che oggi troviamo nella quotidianità, che ci sembra normale che tutto il mondo sia interconnesso, che i rapporti economici e sociali siano globali, ebbene Venezia lo faceva già 1000 anni fa, 500 anni fa. Una realtà, quella veneta di Venezia, la Repubblica di Venezia, che ha battuto moneta per più di 1000 anni, più dell'impero romano. Dobbiamo essere consapevoli che era una terra di creatività, di arti, di mestieri, di scienza, di libertà. Quando un artista voleva potersi esprimere e non trovava la libertà di farlo nella propria terra, veniva a Venezia. Dobbiamo essere orgogliosi perché se esiste un Veneto, un modello Veneto vincente in Veneto e nel mondo, lo dobbiamo alla nostra storia. Pertanto tutti dobbiamo conoscere la storia di Venezia. Eh sì, e ci saranno proprio tante iniziative legate a questo e agli altri temi. E un po' a volte c'è un paradosso nella lettura, no? Magari uno si trova da solo a leggere il proprio libro, ma poi invece il libro, come ci raccontava l'assessore, ci mette proprio in relazione con gli altri, con il mondo, e poi proprio con iniziative come la maratona di lettura e tutti gli eventi di riscaldamento, noi vogliamo proprio condividere questa bellezza dei libri che ci portano appunto a conoscere degli scrittori, degli autori e delle città come appunto la nostra Venezia. E quindi ringraziamo l'assessore e chiediamo a tutti di partecipare iscrivendosi ai portali della Maratona di Lettura Il Veneto Legge, organizzando delle iniziative a scuola, a casa, dappertutto, abbiamo detto a 360 gradi, e anche chiediamo all'assessore se vuole fare un appello a tutti coloro che si vogliono aggiungere e fare con noi questo riscaldamento e poi naturalmente la maratona. Guarda, lo faccio volentieri, diamo veramente una spinta forte ai nostri staffettisti della maratona di lettura, facciamo sì che questa sia una grande maratona di lettura di ripartenza per tutto il nostro Veneto, per tutta la nostra gente, perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo dare un grande segnale di unità, di forza, e in questo la lettura, il libro, la conoscenza ci possono veramente dare un valore aggiunto. Quindi avanti con questa maratona di lettura, in bocca al lupo e buona lettura a tutti. Grazie, allora seguiteci oggi con tutte le letture e le interviste di questa prima staffetta, e poi seguiteci sulle piattaforme ilvenetolegge.it e culturaveneto.it. Arrivederci a tutti anche da parte mia, buone letture e a presto. Diamo il benvenuto alla dottoressa Carmela Palumbo, direttrice generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qua. Prima di entrare un po' nel vivo di questa nostra conversazione in relazione alla lettura e alla Maratona del Veneto Legge 2021, le chiedo prima di tutto come sta lei, come stanno i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, come sta la scuola in questo periodo davvero complicato tra didattica a distanza e in presenza, didattica integrata. Come va? Beh, diciamo personalmente sono molto concentrata sulla miriade di attività da seguire, che sono quelle ordinarie, che già sarebbero tantissime, alla quale si aggiunge il governo di una situazione di un anno scolastico così diverso, divergente e particolare, molto impegnativo per tutti, prima di tutto per le scuole. Siamo alla vigilia, diciamo, del 26 di aprile, che è il giorno in cui le scuole ritorneranno in presenza quasi completa sostanzialmente, e quindi molto presi, molto indaffarati dagli aspetti organizzativi, soprattutto legati ai trasporti dei ragazzi delle superiori. Per quanto riguarda il primo ciclo c'è stata continuità sostanzialmente della presenza degli studenti. Quindi ancora tante attività legate alla gestione dell'emergenza, direi. Non dobbiamo dimenticare in questo momento dove appunto dal punto di vista organizzativo è davvero difficile anche il sentire il come stanno i bambini, sicuramente lei lo sa. E in questo frangente proprio le chiedo rispetto alla lettura ad alta voce che noi qui promuoviamo e raccontiamo come possa appunto far star bene anche i bambini e i ragazzi, al di là dell'ambito didattico, disciplinare. Che cosa ne pensa? Ma io penso, allora, intanto in generale la lettura è una cura dell'anima di tutte le persone. La lettura e la musica nei momenti più delicati in cui ci interroghiamo dei perché fondamentali della nostra vita, o quando abbiamo dei cali proprio, no? Della nostra voglia di fare. Ecco, la lettura e la musica sono veramente le compagne assolute, credo, per tutti. E penso che in questo periodo di lockdown sia stato così anche per molti ragazzi, cioè hanno scoperto o riscoperto, soprattutto gli adulti magari hanno riscoperto il piacere della lettura, perché aiuta molto all'introspezione. Ovviamente la lettura ad alta voce poi è un valore aggiunto ancora, direi, ed è un bellissimo esercizio di empatia che si può fare all'interno delle mura scolastiche, perché se un libro, un verso poetico lo leggo io, do un'intonazione, do un'interpretazione. Se lo legge qualcun altro, posso sentire anche le vibrazioni di quest'altra persona, come quest'altra persona, questo mio compagno di classe, l'insegnante, interpretano e sentono quel brano, quel pezzo, quella poesia. Quindi Sì. è un momento molto importante di recupero, se vogliamo dire, dell'empatia e della socialità anche all'interno della scuola. È un esercizio che si può condurre anche con modalità a distanza, senza perdere forse troppo. È proprio così. Ormai le scienze, non solo la pedagogia, ma insomma anche le neuroscienze ci raccontano di come una lettura costante diminuisca la tensione, e sappiamo che in questo periodo di così tanti cambiamenti per gli insegnanti, per la riorganizzazione, per lei che sovrintende, deve tirare le fila di tutto, ma anche per i bambini e per i ragazzi è molto importante. E allora mi permetto di chiedere anche a lei in questi mesi, sì, appunto, i libri ci hanno fatto viaggiare, ci hanno sostenuto in alcuni momenti magari di difficoltà, ci hanno fatto riflettere. Ci consiglia, ha trovato un libro, ha incrociato, incontrato un libro che ci può consigliare in questi mesi? Ma un libro che mi ha sicuramente colpito molto è Il Colibrì di Sandro Veronesi. Lo trovo scritto molto bene, si legge veramente quasi senza accorgersene, proprio tutto d'un fiato, una bella scrittura fluida, e poi
E poi appunto aiuta a mettersi molto nei panni degli altri, a capire altre psicologie, altri modi di vedere il mondo, di vedere gli altri, aiuta a sentirsi, come dire, meno diversi, ma nello stesso tempo nella propria peculiarità, nelle proprie caratteristiche. Quindi lo trovo molto curativo, l'ho trovato molto una compagnia, diciamo così, in questo momento, e un aiuto anche alla riflessione e all'introspezione. Veniamo ora ai temi della Maratona di Lettura 2021. Questo è solo un riscaldamento, da oggi fino poi al 24 di settembre. Possiamo consigliare a tutti di fare delle letture e magari prendere spunto da questi variegati temi di quest'anno. Parliamo dell'acqua, dell'importanza dell'acqua nel corpo umano, ma anche nel pianeta. Parliamo di anniversari come Venezia 1600, il compleanno di Venezia cosiddetto, oppure del sommo poeta, l'anniversario legato a Dante Alighieri o i centenari legati a degli importanti autori e scrittori. Quale le ha incuriosito di più? Io ho una particolare passione per i temi storici, quindi i 1600 di Venezia in particolare, anche perché l'esperienza, come dire, di governo, no? E di organizzazione della città e, se vogliamo dire, anche del potere, no? Che Venezia ha saputo costruire nel tempo è veramente affascinante, molto interessante. Però credo che siano molto utili, soprattutto dal punto di vista civico, se vogliamo dire, anche il tema dell'acqua. Senz'altro il tema dell'acqua penso che possa interessare moltissimo, forse in modo anche più immediato, i nostri studenti, perché l'acqua è una risorsa preziosissima e scarsa tutto sommato, quindi non è una risorsa illimitata. E quindi è uno dei beni dei quali dobbiamo veramente imparare a fare un uso prezioso, un uso giusto anche equo, se vogliamo dire, sul pianeta. Quindi al tema dell'acqua si intrecciano anche temi di geopolitica, ovviamente. Quindi Certo, è molto importante. certo, e anche in questa educazione civica che quest'anno è stata reintrodotta, diciamo, anche all'interno delle scuole, potrebbe essere proprio un importante suggerimento. Assolutamente. Le racconto che negli scorsi anni, questa è la quinta edizione della Maratona Il Veneto Legge, le scuole sono state davvero protagoniste. Ci ha fatto davvero piacere come tanti educatori, maestre, insegnanti, professori abbiano voluto partecipare con entusiasmo e con tante iniziative proprio realizzate all'interno degli istituti scolastici, magari anche con più classi insieme. L'anno scorso è stata un'edizione online, ma c'è stata comunque una grandissima crescita. E allora chiedo anche a lei, come stiamo facendo tutti noi oggi, perché c'è questa staffetta da tutte le province della Regione Veneto, lettori, scrittori, ma anche organizzatori, e chiediamo anche a lei di fare un appello, di partecipare iscrivendo le proprie iniziative al sito, nella piattaforma ilvenetolegge.it o culturaveneto.it, le proprie iniziative, oppure ascoltare anche quelle che vengono organizzate. Ci aiuta a fare un appello, a richiamare tutti i suoi insegnanti? Sì, credo che non ci sia forse neanche bisogno di farlo, nel senso che gli insegnanti sanno veramente qual è il valore della lettura, della scrittura ovviamente, e anche il valore, se vogliamo dire, aggiunto della lettura corale, della lettura ad alta voce collettiva. In questo momento un valore ancora, se vogliamo dire, più pregnante, più forte, perché credo che, diciamo, dopo la pandemia abbiamo tutti bisogno, a cominciare dai più piccolini fino ai ragazzi più grandi, di farci le domande fondamentali e di trovare qualche risposta. Ecco, nei libri forse non si trovano tutte, ma si trovano tanti punti di vista, i punti di vista di tante persone che prima di noi hanno avuto emozioni, hanno vissuto problemi simili, analoghi, e soprattutto poi leggere assieme, leggere ad alta voce assieme,
è un modo per recuperare l'unità anche della classe, l'empatia, la socialità, e quindi è un messaggio, come posso dire, anche di speranza, di fiducia e di recupero del valore vero della scuola e della cultura. Ne abbiamo davvero tanto bisogno. Come filosofa non posso che essere d'accordo, già farsi le domande è un grandissimo passo avanti, no? E i libri ci aiutano proprio a riflettere e a trovare tante strade da percorrere per capire quale può essere la migliore. E allora ringraziamo ancora la dottoressa Carmela Palumbo dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e buone letture a tutti. Buone letture. Buongiorno a Daniele Brunello, presidente della sezione Veneto dell'Associazione Italiana Biblioteche. Allora Daniele, anche quest'anno le biblioteche sono pronte, stanno scaldando i motori per la maratona di lettura? Buongiorno a tutti e grazie a Livio. Assolutamente sì, le biblioteche sono scalpitanti, stanno scalpitando per partire con la maratona. Infatti già più di qualcuno sta già lavorando per preparare le bibliografie che troveranno chi vuole partecipare alla maratona, per cui assolutamente sì. Non ci siamo mai fermati, sempre pronti a correre, soprattutto se lo scopo finale è quello di promuovere la lettura. Con l'occasione volevo ringraziare la Regione del Veneto, che anche quest'anno ci ha permesso di realizzare la maratona insieme con l'Ufficio Scolastico Regionale e tutti gli altri partner che ci sostengono, che questa è la quinta edizione, non è scontato che essendo da 4 anni che si faceva venisse fatta anche quest'anno. Il fatto che ci sia vuol dire che non è solo un'abitudine, ma è una cosa in cui tutti noi, l'AIB in primis, quindi le biblioteche, ma anche tutti i partner, ringraziamo anche Leggere per Leggere che ci supportano anno dopo anno, in questa avventura e in questa missione. Dicevi, le biblioteche non si sono mai fermate, anche in quest'anno difficile siete riusciti comunque a mantenere un rapporto con i lettori, con i vostri utenti, ma più in generale con i cittadini. Sì, le biblioteche appunto non si sono mai fermate. A volte qualcuno poteva sembrare qualche biblioteca fosse chiusa, ma in realtà lavorava. Era un po' come le formiche nel formicaio che da sotto cercavano di preparare nuove attività, nuove formule, nuovi modi per stare vicino ai propri utenti e ai cittadini. Durante quest'anno le biblioteche non si sono appunto mai fermate e hanno continuato sia a fare attività per il prestito dei libri, eccetera, ma anche per promuovere la lettura in sé. Hanno dovuto reinventarsi, questo sicuramente, riadattarsi alla situazione che c'era, in cui abbiamo dovuto adattarci tutti, ma è stata un'occasione anche per riscoprire nuove modalità per raggiungere nuovi utenti, e sicuramente è stato anche uno stimolo per i bibliotecari, ma penso in generale anche proprio per il mondo del libro, della lettura. Un esempio per dire che non si sono mai fermate le biblioteche e la promozione sono i gruppi di lettura, che in Veneto sono moltissimi, non si sono fermati e non si sono lasciati abbattere dalla pandemia, anzi si sono reinventati, hanno iniziato a trovarsi in altre formule, ad esempio appunto tramite incontri virtuali. Con l'occasione vi ricordo che uno dei prossimi appuntamenti della maratona è proprio il 22 di maggio, sabato 22 maggio, che ci sarà l'incontro e la giornata regionale dei gruppi di lettura, che invito quindi tutti quanti a controllare il sito e la pagina del Veneto Legge per gli aggiornamenti del programma. Altra cosa sicuramente che ha dato il là
il fatto che con la pandemia c'è stato un po' anche un blocco e c'è stato un momento per i bibliotecari e le biblioteche di riflettere e fare un po' di riflessione su delle cose che magari a volte si davano o per scontate o comunque non veniva dato abbastanza attenzione. Faccio un esempio, il fatto che negli ultimi mesi nelle biblioteche venete, ma non solo, si stia ponendo l'attenzione alla lettura per tutti, quindi una lettura inclusiva, permettere di raggiungere il libro e la promozione del libro, della lettura in generale, per tutti quanti, anche per persone che hanno difficoltà a utilizzare lo strumento libro fisico così com'è, e quindi dando una maggiore attenzione a tutto quello che è la lettura inclusiva e l'inclusività per permettere a tutti, anche appunto chi ha delle difficoltà, a utilizzare lo strumento libro e avvicinarsi al magnifico mondo della lettura. Si parlava di promozione della lettura che quest'anno non si è fermata nonostante tutte le difficoltà. La maratona rimane una bella occasione per rendere evidente quello che le biblioteche fanno tutto l'anno. La maratona si sostanzia in un giorno, ma il lavoro quotidiano, mi viene da dire, il lavoro certosino che le biblioteche fanno per incontrare sempre nuovi lettori è prezioso. Quindi immagino che al di là del 24 settembre, che è il giorno della maratona di quest'anno, le biblioteche si stiano attivando anche per un riscaldamento, no? Per arrivare pronte. Certo, sì, la maratona è il 24, ma abbiamo un anno intero, diciamo così, di attività per promuovere la lettura, coinvolgere e invogliare gli utenti e non solo, i cittadini in generale, al mondo della lettura e del libro. Sicuramente nell'anno che è passato abbiamo avuto modo di riscoprire anche delle cose che erano rimaste, tra virgolette, in un cassetto, dalle letture al telefono, alle videoletture che prima si facevano in modo sporadico, adesso sono diventate ordine del giorno, quindi i bibliotecari hanno imparato anche, diciamo così, a utilizzare nuovi strumenti e nuove modalità per promuovere la lettura, per non fermarsi di fronte all'ostacolo che ci si è posto davanti e andare a diffondere, tra virgolette, il verbo e la voglia e l'amore per i libri ovunque, in qualsiasi modo. Quello che durante la maratona cercheremo di fare anche noi, con i vari appuntamenti, i vari incontri e le varie iniziative, da qui fino appunto al 24 di settembre. E allora possiamo dire buona maratona a tutti e buon riscaldamento, buon allenamento a tutti. Assolutamente, una buona maratona, buona corsa, allenatevi per arrivare il 24 di settembre pronti per lo sprint finale e la vera e propria maratona conclusiva. Che comunque, ricordo, non sarà una conclusione, ma si partirà nuovamente per riscaldarci, per prepararci poi a quello che sarà la prossima corsa, la prossima avventura. Gli atleti della lettura non si fermano mai. Assolutamente. Buongiorno, cominciamo da Belluno, in particolare da Ponte nelle Alpi, dalla biblioteca di Ponte nelle Alpi, la mini maratona che accompagnerà l'avvio di questa maratona di lettura 2021. Saluto Antonella Michelin, che è la bibliotecaria, e la biblioteca che ha partecipato già come biblioteca a
le precedenti maratone? Com'è che avete strutturato la vostra presenza? È stato un lavoro di coordinamento tra le varie realtà presenti a Ponte nelle Alpi, soprattutto con la scuola, ma anche con altre associazioni. Ad esempio abbiamo invitato anche le associazioni sportive a fare delle letture all'interno del palazzetto e questa è stata una cosa interessante. Oppure abbiamo fatto delle letture nelle pasticcerie che hanno suscitato un po' di curiosità, un po' di straniamento, ma è stata una bella esperienza. Con le scuole di per sé autonomamente hanno organizzato una miriade di attività, chiaramente sono molte classi, abbiamo un istituto comprensivo molto articolato e hanno fatto molte attività. Mi piace ricordare una in particolare con la scuola primaria di Goboito, che è qui di fianco alla biblioteca, e con un insegnante in particolare abbiamo organizzato una lettura serale nel giardino della biblioteca, invitando i bambini e i genitori a portarsi ricoperti i cuscini, ed è stata una cosa molto, molto bella, sì. Sempre così, quando si organizza poi, si arriva a ridosso della maratona, effettivamente fioccano le iniziative molto, molto particolari. Sì, si sviluppa la creatività. Senti, è stato un anno difficile per le biblioteche, come per tutti naturalmente. Volevo un po' sapere se siete riusciti a mantenere una vicinanza con i vostri lettori, se i lettori hanno sentito la mancanza della loro biblioteca nei momenti più difficili. Beh, sì, è stato un anno difficile, ma è stato anche un anno di conferme, devo dire. Noi come singola biblioteca abbiamo tenuto chiuso veramente poco. Abbiamo riaperto a fine maggio, un po' come tutte le altre le biblioteche della provincia, però noi durante il lockdown ci siamo organizzati comunque con il servizio di prestito a domicilio ed è stata un'iniziativa, come anche altre biblioteche della provincia, molto apprezzata come iniziativa. Abbiamo ricevuto delle attestazioni di affetto addirittura ed è stata una conferma del valore e della funzione della biblioteca nella vita delle persone e credo che di questa consapevolezza dobbiamo fare tesoro. E non è che non sia solo una cosa momentanea di passaggio, ma dobbiamo capitalizzarla, ecco, per il futuro. E hai avuto la percezione che siano cambiate le letture dei tuoi utenti? Ci sono stati orientamenti per un genere piuttosto che un altro? Sì, leggerezza. La parola d'ordine era leggerezza. Le persone avevano voglia di evadere da una situazione claustrofobica data dalla pandemia. Quindi hanno chiesto soprattutto gialli o romanzi che fossero positivi, un po', non dico allegri, ma insomma. Ho comprato anche dei libri sul coronavirus, solo una persona li ha presi in prestito, una. Poi gli altri non ne volevano sapere, assolutamente. Bene, beh, effettivamente no, anche i dati sulle letture, i titoli che sono scelti ci danno l'indicazione, no, dell'umore delle persone, no? del Sì, sì. persone. Benissimo, adesso siccome abbiamo impostato questa mattina perché ci fosse una mini maratona di lettura, ci piacerebbe sentire una piccola lettura da parte tua, quindi ti lascio la parola, introduci tu il libro che hai scelto e noi ti stiamo volentieri ad ascoltare. Allora, è una prosa tratta da una raccolta di opere di Zanzotto, la raccolta dei Meridiani. Si intitola Venezia, forse. Solo un lungo esercizio di spostamenti, eradicazioni, rotture di ogni accertata prospettiva e abitudine potrebbe forse portarci nelle vicinanze di questi luoghi. Forse, per capirne qualcosa, bisognerebbe arrivarci come in altri tempi, con mezzi di altri tempi, per paludi, canali, erbe, glissando con barche necessariamente furtive, dopo essere passati attraverso la scoperta di uno spazio dove tutte le distinzioni sono messe in dubbio e insieme convivono in uno stupefacente caos, rispecchiate e negate a vicenda le une dalle altre.
Bisognerebbe, per capirci qualcosa, arrivare a vedere cupole, case, capanne emerse dal niente, dopo che si sia sprofondati con le gambe in sabbie mobili, intrise di cielo, in zolle di succhiante forza vegetale, o dopo corse all'impazzata, stroncate da una caduta in avanti nell'infinito. Solo camminando o nuotando o arrancando mezzo sommersi ci si preparerebbe abbastanza per sfiorare, toccare quell'impensata germinazione di realtà atoniche, protese, morse dall'irreale. Si staccano a volte dalle rive marine pezzi di terra con erbe folte che si trasformano in piccole isole galleggianti. A qualcuno capitò talvolta di trovarsi portato al largo dopo essersi addormentato su una riva che si presentava stabile, di trovarsi in movimento pur se sdraiato tra canne ed erbe. E su una zattera di questo genere, più remota e mitica che quella usata da Ulisse, si potrebbe rischiare di approssimarsi alla città, perché ogni pensiero che le si riferisca va appunto collocato altrove, come per una necessaria rincorsa in un primo momento. Poi sarà possibile un provvisorio ancoraggio al tempo odierno. La città potrebbe anche lei essere una delle zattere di limo erboso, che ha viaggiato a lungo e ha raccolto echi di molti orienti e occidenti, di molte Atlantidi o Pangee scomparse, miraggi riferibili ai più diversi paesi e non paesi. Una zattera che si è poi assestata, ma sempre con ormeggi di ragnatela radiosa, in questo punto della costa, e che ne è stata mollemente imprigionata, ma tra molti varchi, finestre, aperture. La diversità, l'Oriente di Venezia, è dunque stato ogni Bisanzio, ogni Persia, ogni Arabia Felix, ogni Cina. Ha ritrovato gli itinerari nordici di San Brandano e quelli di Gordon Pym, all'estremo sud del mondo. Ha riassunto ogni giro e raggiro dell'imprevedibile. E la città intera, nel suo crescere e mutare lungo i tempi, nel suo restare in qualche modo fuori tempo massimo, eppure sempre in gara, ha conservato i tempi a lei avvinghiati, anzi implicati a intarsio, pregio e tarlo, bava luminosa e scoria, puzzo sempre virato in profumo, come un punto di assurdo dentro l'oggi. Sembra allora che Venezia sia nata al di là e prima di qualunque storia o classificazione antropologica e sociologica, che le sue nascite si siano verificate a miriadi entro un tempo telescopico, da cannocchiale rovesciato. Ma esiste un punto. Vi sono uccelli che più di ogni altri hanno l'arte dello sbecchettare, scegliendoli ovunque fuscelli, adatti a costruire nidi paradisiaci per attirarvi l'amata, veri screziati labirinti e abitacoli. E si vorrebbe riferire quest'arte ai gabbiani, a loro andirivieni che certo sta componendo significati e che va ben al di là degli istinti e dei bisogni, cosicché tutte le distese liquide ne restano tramate e completate, come da un'opera di cucitura frenetica che le unisce al cielo, o da irradiamenti di voli che poi si spengono in una specie di pioggia di baci offerti dagli uccelli all'acqua, per infine cullarvisi. Si vorrebbe sorprendere un gabbiano con un fuscello in bocca, un gabbiano che immerge questo fuscello nei fondali. La prima immagine che si può notare di questo insediamento è una serie di fuscelli alquanto sbilenchi, che puntano su dall'orizzontalità. È l'esile indizio di qualcosa che contraddice una linea di riposo o di allontanamento. È l'insistenza minima in un'opposizione, un'insistenza che sembra non molto convinta, tra scherzosa e necessitata, in bilico tra i procedimenti delle piccolezze vegetali e animali e il progetto umano. Poi appaiono a gruppi simili elementi dovunque, nuclei dispersi di palafitte visibili all'inizio, palafitte che dopo verranno nascoste a far da base e da trono alla pienezza del monumento. E che già dovunque è il tema del palo, o se si vuole dello stelo, misura e appoggio, sicuro pur nella sua ingenua e talvolta persino goffa esilità.
Sono come sentinelle care agli uomini e familiari a venti e a onde, punti per una gamma di rotte da scegliere, frecce non imperiose nelle quali resterà per sempre indeterminata la direzionalità, ma in ogni caso riferimenti che non tradiscono. Bricole a mazzetti, pali a segnare fondali insidiosi, allineamenti e serpi di pali a definire stradelle in mezzo al mare. E tra di essi ci sarà sempre, assorto in uno stupore che sembra e non è fermo, un piccolo naviglio. Dal fuscello al trinato palagio e dalla barchetta alla galea traboccante di ori e manovre d'arte, carica di aurei anelli per sposalizi marini. Meraviglia di una potenza che trova il suo punto d'onore nell'essere, soprattutto, potenza di meraviglia artistica. E mi fermo qui. Bene, grazie mille anche per la scelta del testo che mette insieme in qualche maniera Esatto. tre temi che la maratona di quest'anno ha proposto, e quindi il centenario di Zanzotto, i 1600 anni di Venezia e l'acqua in qualche modo. Da vincere facile, diciamo. Bene, allora ringrazio Antonella Michelin e Grazie a voi. siamo il 24 di settembre per la maratona. Qui con noi a rappresentare in questa staffetta, a prendere il testimone da tutte le province della regione Veneto e a rappresentare Venezia e la sua provincia, Stefano Chinellato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Stefano Chinellato è il direttore di un'importante e molto amata e conosciuta libreria proprio del centro storico di Venezia, la libreria Ca' Foscarina, accanto all'università. Ci racconti un po', Stefano, dal vostro osservatorio, come sono passati questi mesi, questo anno così complicato e così particolare? Come state? Come stanno le librerie? Beh, guarda, oggi in un certo senso è un anniversario felice, perché esattamente un anno fa, in questa settimana, noi abbiamo riaperto la libreria dopo varie settimane di chiusura. I libri sono stati giudicati un bene essenziale, la quale cosa ci ha fatto molto piacere, e anche se alcuni miei colleghi erano un po' impauriti nell'affrontare la possibilità del contagio, noi abbiamo aperto con grande entusiasmo e finalmente si ritornava fra i libri, finalmente si ritornava a vedere le persone, perché la libreria è soprattutto un luogo di incontro, prima di tutto, è un luogo e sembrava paradossale, un incontro molto limitato dalle regole di distanziamento, ma ciononostante ci siamo riusciti. Quindi è stato un momento felice, nonostante le enormi difficoltà. Noi siamo una libreria universitaria e gli studenti all'università sostanzialmente non ci sono da un anno, e quindi ci troviamo di fronte a dei problemi economici piuttosto seri. Però l'entusiasmo è raddoppiato in noi e nel nostro pubblico. Grazie, sì. Si sa che appunto nelle librerie è molto importante il rapporto tra i librai e le persone che vengono, i lettori, appunto non solo studenti universitari, anche se nel vostro caso è molto frequentata da tutti gli studenti delle università di Venezia, però almeno cerchiamo di, comunque come in queste occasioni, di raccontare ancora quanto i libri ci possano un po' creare un po' di benessere, comunque far viaggiare, e quindi partiamo con questo riscaldamento di oggi. Chiediamo a Stefano se c'è stato un libro che in questo periodo lo ha più colpito. Beh, guarda, sì, è un libro. Sai, i libri servono anche a capire la realtà, e quindi in una situazione così difficile, specialmente come quella dell'anno scorso, si cerca qualche cosa che possa aiutarti a comprendere. Tutti noi siamo stati dei lettori di giornali, ascoltatori di notizie,
però i libri aiutano spesso ad andare più in profondità. E questo libro per me è stato Spillover di Quammen, un libro pubblicato da Adelphi, che ha avuto un successo assolutamente insperato e legato alle terribili circostanze della pandemia. Un libro che esplora l'origine di una serie di malattie epidemiche che vanno dalla SARS a Ebola, ma con un evidente riferimento al Covid, e descrivono come questo tipo di epidemie derivino quasi sempre dal salto di specie di un virus o di un batterio dovuto alla pressione antropica, dovuto a un'eccessiva pressione umana nei confronti dell'ambiente naturale. È una lettura terribile in certe occasioni, utile perché fa comunque capire che si può controllare scientificamente questa cosa e si possono prendere delle misure contro di questo, ma che avvia una riflessione che dovrebbe essere molto più profonda sul destino della Terra. Insomma, noi siamo, cioè, l'idea di una catastrofe ecologica, ahimè, è sempre più vicina e questa epidemia non fa che confermarlo. Sì, i libri ci fanno viaggiare da un lato, ma ci fanno anche riflettere dall'altro, ed è importante che ci siano appunto anche questi libri che raccontano anche esperienze del passato, proprio per trovare anche delle strade, delle modalità per affrontare situazioni a cui sicuramente eravamo impreparati, come è successo in questi ultimi mesi. Certo. Ma in una maratona che si rispetti, con un suo riscaldamento e con queste sue staffette, naturalmente è una maratona di lettura, e quindi chiediamo a Stefano di leggerci qualcosa, magari ispirandosi ai temi della 5ª edizione della maratona Il Veneto Legge. Che cosa ci propone, Stefano? Beh, uno dei temi era Venezia, come mi avete detto, questa tradizione più o meno inventata dei 1600 anni dalla nascita. Allora a me è capitato di rivedere dei testi su Venezia e vi porterei due poesie di poeti veneziani che offrono due immagini complementari della città, di questa città fatta di isole, di luce e di laguna. La prima poesia che vi leggo si intitola Nuovo incarico di Gilberto Sacerdoti ed è pubblicata in una raccolta del 1988 che si intitola Il fuoco, la paglia, ed è una poesia legata a Mazzorbo, in esergo c'è Mazzorbo. Ve la leggo. Amenità di pergola e di pranzo, odor di miele in pieno ottobre, pioggia di fiori piccolissimi, costanza di vento caldo sopra il quale poggia con agio l'ala del gabbiano, danza dell'acqua e della luce che galleggia e sale e scende e segue l'alternanza di concavo e convesso e non lo steggia. A lei devo il placer, provveditore, questo traghetto che separa e cuce isola con isola ed indice l'incarico dell'anno, che le ore prendano con più grazia buio e luce e l'ago punga il dito al cucitore. La seconda si intitola Verso San Michele di Francesco Giusti, un poeta veneziano di cui è uscita una bellissima raccolta pochi mesi fa per Quodlibet e di cui sono state lette a Radio 3 la scorsa settimana, mi pare, alcune poesie. Si intitola appunto Verso San Michele. Una chiatta di 4 palmi di terra e scaltre gazze nascoste che si imbeccano l'obolo lasciato a un Caronte senza più timone e di nessun passeggero cara memoria. La sfiancata marea, vedi, singhiotte perfino il remo. Sei in fuga e fuggendo hai non andare, non andare. Dei 1000 ponti capovolti la sfinita supplica alle spalle. Ma mentre si alza dai rivi un requie, inutilmente
stai sbracciando alla volta dei neri sopiti cipressi. Un tempo a cui il tempo di una nuvola d'angeli che da scalpelli prese vita, con te più non trova di altra vita ristoro e tempo. Ringraziamo di queste bellissime poesie così suggestive Stefano Chinellato e vi invitiamo quindi a venire a Venezia, ad andare a trovarlo, ad andare nelle librerie, a trovare i librai che così ci possono suggerire tanti libri e soprattutto vi invitiamo a partecipare al riscaldamento in tutti questi mesi verso il 24 settembre 2021 in cui ci sarà la vera e propria maratona. Potete iscrivervi nei portali del Veneto Legge o culturaveneto.it e buone letture a tutti. Grazie, grazie a tutti. Siamo qui con Alessandra Ivic, rappresentante del gruppo di lettura di Ponte San Nicolò, provincia di Padova, un gruppo di lettura molto attivo. Alessandra è anche una promotrice della letteratura dei popoli jugoslavi e è traduttrice. Allora, parlando di lettura e di gruppo di lettura, la prima domanda che facciamo a Alessandra Ivic, che anzi ringraziamo per la sua disponibilità e per essere qui con noi in questa giornata, è sulla lettura individuale, lettura finalizzata agli incontri con il gruppo di lettura. Quali sono secondo te le differenze principali e anche che hai notato all'interno del vostro gruppo? Buongiorno a tutti e grazie Oreste di questa opportunità che ci hai dato di parlare un po' dei libri del nostro gruppo di lettura in generale. E il nostro gruppo di lettura, come hai detto, di Ponte San Nicolò è un bel gruppo che esiste da diversi anni, è un gruppo diciamo formato dalle persone di diverse età, diverse affinità, per cui tutti i nostri incontri che succedevano in passato e in presenza erano un po' diciamo focalizzati sulle letture più che altro individuali e forse un po' da questo punto di vista forse siamo un gruppo di lettura un po' atipico perché spesso ci incontravamo parlando ognuno di noi portava un libro e parlava di un libro letto e presentava una veloce presentazione di un libro che ognuno di noi ha letto nel frattempo, quindi ogni tanto però comunque ci siamo trovati anche a parlare di libri, un libro scelto insieme, letto insieme e poi discusso insieme durante i nostri incontri. E ci sono pro e contro, tutte e due le scelte possono avere dei punti di vista, diciamo delle cose positive e negative. Presentare ognuno di noi un libro può essere positivo nel senso che scopriamo libri nuovi, autori nuovi, magari non conosciamo alcuni, vengono presentati, eccetera. In questo modo veniamo spronati e stimolati a leggere altri libri. E non è detto però, perché spesso vengono presentati libri di certi generi che non devono per forza piacere a tutti, quindi ascoltiamo quello che viene detto e lì finisce la storia. Ho trovato molto più stimolante quando si parla di un libro letto insieme, perché è bello leggere insieme e discutere, perché ognuno di noi ha una prospettiva diversa, una chiave di lettura diversa, delle impressioni diverse insomma sul libro letto e quindi riusciamo a metterci in varie angolature parlando insieme di un libro letto e capire anche delle cose, magari ognuno di noi ha una propria interpretazione di un testo e questo arricchisce e devo dire che questa modalità di parlare di un libro tutti insieme è molto più, come dicevo prima, stimolante. Purtroppo in questo periodo di pandemia, da già più di un anno quindi, non siamo riusciti a trovarci in presenza e non abbiamo voluto organizzare le presentazioni online, incontri online del nostro gruppo e quindi abbiamo fatto ognuno di noi ha scritto delle recensioni dei libri letti che poi abbiamo pubblicato sul nostro
profilo sulla nostra pagina Facebook del gruppo di lettura. In questo modo siamo rimasti lontani fisicamente perché siamo stati costretti, ma siamo rimasti in contatto e abbiamo continuato queste letture, questa condivisione delle letture in un'altra maniera, perché abbiamo dovuto ovviamente adattarci anche noi alle nuove circostanze. Con bel tempo, anche l'anno scorso in estate siamo riusciti comunque a vederci negli spazi aperti, al Parco Vita, eccetera, e organizzare degli incontri anche l'anno scorso, anche con alcuni scrittori che sono qua della nostra zona, Sandro Frizziero, Emanuela Canepa, Loris Giuratti, eccetera. Quindi siamo riusciti a fare qualcosina in più per recuperare tutto quel tempo che abbiamo, diciamo, che purtroppo abbiamo perso non potendoci incontrare. Tornando al gruppo lettura all'interno della maratona, il vostro gruppo lettura ha partecipato alle scorse edizioni della maratona di lettura? Sì, il nostro gruppo di lettura ha sempre partecipato dalla prima edizione, parteciperà anche quest'anno, si spera in presenza, non so, vedremo. Comunque ha sempre partecipato con molto entusiasmo, molta voglia, sono sempre stati degli incontri molto belli in cui si leggevano. Noi abbiamo sempre tenuto conto, insomma, dei temi proposti dalla Maratona della Regione Veneto. Seguendo quella traccia abbiamo organizzato degli incontri di letture, dei brani, dei libri proposti, della bibliografia, con degli intermezzi musicali, con dei giochi linguistici, con delle sorprese, regali, eccetera. E quindi oltre al gruppo di lettura che è sempre stato organizzatore di questa cosa all'interno della nostra biblioteca, eccetera, c'erano anche dei lettori che venivano invogliati dal nostro entusiasmo e venivano quindi da fuori e partecipavano anche loro, e anche se non fanno parte magari del gruppo di lettura, ma in quell'occasione partecipavano anche gli altri, quindi è stato sempre molto, molto partecipato, molto riuscito. Secondo te qual è il ruolo che giocano i gruppi lettura all'interno del mondo del libro? È molto importante, almeno io lo vedo a livello locale, qui da noi a Ponte Serencolò, il gruppo di lettura fa diverse attività che proprio hanno questo obiettivo, promuovere la lettura tra i cittadini, e non solo organizzando questi incontri dove noi parliamo quindi dei libri che abbiamo letto, eccetera, ma proponendo anche altri presentazioni dei libri, dei nuovi libri usciti, incontri con gli autori, e anche seguendo anche un'interessante iniziativa che c'è a Ponte San Nicolò, che è quella di Frigo Book, che probabilmente conoscete già, che è una un'iniziativa che è partita dall'amministrazione comunale, che adesso viene seguita da un gruppo di volontari del gruppo di lettura. Frigo Book sono le piccole librerie di book crossing cosiddetto, dove ognuno di noi, dei cittadini, possono prendere un libro, leggerlo, riportarlo, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo modo viene promossa la lettura tra i cittadini. Vuoi segnalarci un libro che avete letto ultimamente con il gruppo di lettura, un titolo, uno o due? Sì, noi l'ultimo libro che abbiamo letto insieme, diciamo, è stato Metamorfosi di Franz Kafka. E questo era l'ultimo libro che abbiamo letto insieme, e anche L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, Accabadora di Michela Murgia, erano gli ultimi libri che abbiamo letto insieme come gruppo. Il tema principale della maratona di lettura di quest'anno è l'acqua. L'acqua, ma ci sono anche altri temi, tra cui Venezia, 1600 anni di Venezia, no? L'acqua, che è questo elemento che si fa territorio, che inonda, che trasporta, che a volte unisce, a volte divide. E a proposito dei tuoi studi della letteratura jugoslava, noi condividiamo, questi popoli condividono un mare, no? Il mare Adriatico. Allora adesso è il momento che invitiamo il nostro ospite, la nostra ospite, a fare una lettura. Allora, a questo proposito, cosa ci proponi? Popoli slavi del sud, jugoslavi, condividiamo con gli italiani il mare Adriatico, come hai detto, Jadran Scomore, nella nostra lingua. E Adriatico è sempre stato uno sfondo importante, insomma, di tantissime vicende, storie ordinarie e straordinarie,
una vicenda straordinaria è quella di Venezia e di Serenissima, insomma, che sappiamo che tutta la costa adriatica della parte jugoslava, diciamo, è stata per tanto tempo sotto il dominio della Serenissima, e ci sono certamente tantissime impronte culturali e linguistiche in quella zona della Jugoslavia, della ex Jugoslavia adesso, quindi dalla Istria fino al Montenegro. In quelle zone dell'Adriatico hanno vissuto tanti popoli, diverse civiltà, popoli che si sono incontrati, scontrati, che hanno navigato, che hanno commerciato, che hanno fatto guerre. Ci sono state tantissime vicende storiche molto importanti in quella zona. È un mare che è chiuso in un certo senso, ma che racchiude in sé tantissimi richiami alle diverse civiltà che l'hanno vissuto, diciamo. È un mare che divide, ma che nello stesso tempo anche si avvicina gli uni agli altri. Volevo fare una piccola lettura di un poeta montenegrino, che Montenegro è sempre quindi un paese piccolo che si affaccia sul mare Adriatico. Si chiama La stella polare ed è una poesia di Gojko Janjušević che vorrei leggervi. Bene. La stella polare. Siamo vuoti, poesia. L'acqua ci ha dilavato. Appassiamo ormai lontani fuori del mondo, sul terreno nudo. Intorno a noi il bosco gelido fischia raucamente. Sfogliamo il paesaggio, parte per parte. Niente vento. Le ombre acute delle foglie volano. La strada si chiude nel gomitolo. Vedo, in realtà, un giorno nero, nel sogno una notte bianca. La pupilla del cielo apre la porta del bosco. Siamo vuoti. Poesia. L'acqua ci ha dilavato. Non c'è un balcone né in cielo né sulla terra. Le nostre mani bianche si spezzano nei venti. Venne l'ora che aspettavamo da tanto tempo fa. Le navi bucate passano nel cielo, gli uccelli si beccano fra loro. Qui si fanno brutti sogni. E scappavamo per 9 anni da un deserto all'altro, sino al cuore del deserto. Una stella nera rimase al nord. Questa è una poesia di una antologia, Orme sull'Adriatico, non so se si vede, una antologia, quindi sono i poeti montenegrini e pugliesi, e scritti in bilingue, da una parte in lingua italiana e dall'altra parte in lingua serbo-croata montenegrina, adesso ha 4. Ecco, e spero che vi sia piaciuto. Un altro libro che vorrei proporre, che è sempre della zona ex jugoslava, è naturalmente Ivo Andrić, che è il classico, non so se si vede bene. Ivo Andrić, oltre adesso, visto che siamo sul tema dell'acqua, i fiumi, i mari, eccetera, naturalmente tutti conoscono il suo capolavoro, che è il Ponte sulla Drina. Il Drina è un fiume che divide la Bosnia e la Serbia, e quindi come opera letteraria molto importante, molto famosa, io lo consiglio sicuramente. Però oggi volevo leggere un altro pezzo di un altro libro che è sempre di Ivo Andrić, che sono i racconti di Ivo Andrić pubblicati da Bottega Errante, In volo sopra il mare. Sono delle storie di viaggio. Una riguarda il mare. Se posso leggere anche questo pezzo, è così. In volo sopra il mare. Ogni volta che mi sovviene il mare, mi attraversa un brivido leggero, un'onda e un'ala, dai talloni fino alle dita, e la terra vacilla per un attimo sotto ai miei piedi. Portate un uomo dai monti balcanici al mare e anche voi darete il via a un'inebriante festa con un'alba gioiosa e un crepuscolo incerto. Il desiderio del mare sembra essersi raccolto e cresciuto nel corso delle generazioni, e la sua realizzazione per uno di noi è forte come un'esplosione. L'arrivo di una tribù al mare rappresenta l'inizio della sua vera storia, il suo ingresso in un regno di più grandi prospettive e di possibilità migliori. Questo attimo decisivo nella storia della specie si ripete ogni volta nella storia del singolo al primo contatto con il mare, in una forma diversa e con un'entità minore.
Continuo a osservare con attenzione questa indescrivibile dolcezza con cui mi riempie il solo pensiero del color grigio-bianco delle penne dei gabbiani, delle onde che portano con sé il sole, il cielo, il profilo della riva, le nostre sagome, e si infrange con la musica che ascoltiamo con religioso trasporto. Ci viene il pensiero che siano questi giochi lontani e meravigliosi per i quali piangono i bambini nei villaggi delle nostre montagne, di notte, mentre le madri offrono loro inutilmente il seno, che placa soltanto la prima sete e la fame. Abbandonando la dura e resistente terraferma e passando al tappeto inquieto che porta verso ciò che è sconosciuto e lontano, siamo a un passaggio importante sulla strada che conduce alla spiritualità. Davvero, dormendo di notte su una barca con intorno il mare che canta, ci viene il pensiero che questo sia soltanto il primo degli alloggi nel viaggio verso altri elementi incorporei di mondi più felici e alti, come se si andasse dal solido attraverso il liquido all'etereo e così via. Allora io direi che a questo punto possiamo salutarci, invitiamo tutti i gruppi di lettura a partecipare, auguriamo una buona maratona di lettura al gruppo di lettura di Ponte San Nicolò, che è sempre attività molto articolate e varie. Salutiamo tutti, ringraziamo ancora Alessandra Ivic e buone letture a tutti. Grazie Oreste, buona lettura a tutti anche da parte mia. Buongiorno, siamo idealmente all'interno della biblioteca della scuola Dante Alighieri, un istituto comprensivo di Biadene e di Montebelluna, e sono in compagnia con 3 insegnanti, Germana Zalla, Fabiola Martignago e Gemma Campardelli, che sono un team di insegnanti appunto che dalla prima edizione partecipano alla maratona di lettura. Allora chiederei subito che cosa vuol dire per una scuola, per una classe, per un team di insegnanti partecipare alla maratona, avere una manifestazione che ci fa sentire così insieme a tantissimi altri per un giorno a leggere. Per la nostra scuola in particolare è un'occasione molto importante per avvicinare i ragazzi, sia quelli che hanno già una passione loro nella lettura e quindi che più facilmente si avvicinano alla lettura individuale, ma anche ad una lettura di gruppo, quindi condividere nella lettura quelle che sono le informazioni, quelle che sono le espressioni, le emozioni del leggere. È un modo per avvicinare i ragazzi a quelle che sono nuove tematiche, che molto spesso in questi anni le nostre esperienze di Veneto Legge sono state anche legate al territorio, che per noi è un aspetto molto importante anche da poter condividere con i ragazzi attraverso la lettura. E poi riuscire a farli partecipare a questo progetto così ampio ci permette di farli sentire uniti in quello che è la conoscenza e il riuscire a trasmettere appunto attraverso una lettura che è guidata, perché non è una semplice lettura, ma per noi diventa un modo per curare quella che è la lettura espressiva, una lettura corale, una lettura che riesce a trasmettere emozioni. E sapere che ci sono tanti che come noi stanno svolgendo queste attività ci permette proprio di sentirci uniti in questo, nel riuscire a trasmettere non soltanto dei testi, delle parole, ma anche delle emozioni forti insieme, quindi condividerlo, non soltanto con i ragazzi, ma per quanto riguarda il nostro lavoro, la nostra collaborazione che abbiamo avuto in questi anni, anche con un gruppo di adulti, di genitori, che in modo volontario hanno partecipato sia alle attività durante il periodo estivo, nei nostri incontri estivi, sia proprio alla maratona di lettura, condividendo spesso con i loro figli proprio questa esperienza e quindi manifestando proprio a 360 gradi che cosa significa leggere e riuscire a trasmettere appunto le emozioni. Benissimo, volevo sapere se durante quest'anno, che è stato particolarmente difficoltoso per voi tra didattica a distanza, ritorni a scuola, se siete riuscite comunque a mantenere la barra dritta sulla promozione della lettura. Io penso di sì, ritengo davvero di sì, nel senso che comunque
abbiamo continuato a portare avanti i nostri contatti. In particolare non abbiamo mai smesso di lavorare in collaborazione con la biblioteca del nostro comune, la Biblioteca Comunale di Montebelluna, con il quale quest'anno abbiamo organizzato un corso di formazione richiesto proprio da noi, proprio per mantenerci sempre aggiornati sulle nuove tematiche della letteratura per ragazzi. E quindi siamo sempre attenti nell'aggiornarci. Noi come insegnanti con i ragazzi comunque non abbiamo smesso, sia nel lavoro di classe e siamo riusciti anche a permettere ad alcune classi di incontrare alcuni autori tramite questi nuovi mezzi, per cui l'incontro non l'abbiamo fatto, ahimè, in presenza, l'abbiamo fatto tramite Meet. In particolare le terze hanno avuto la gioia di conoscere due personaggi straordinari, che sono Igor De Amicis e Paola Luciani, due coniugi, le cui tematiche sono tematiche anche di attualità, su cui insomma abbiamo lavorato, ed è stato un incontro bello, un incontro speciale. E quindi sì, non abbiamo mai smesso, abbiamo continuato a lavorare con le librerie del territorio, prendendo parte alla manifestazione di Io leggo perché. E quindi sì, e adesso insomma speriamo davvero che questa pandemia cominci a contrarsi e di poter ricominciare finalmente in presenza con il nostro gruppo di giovani lettori. I temi della maratona li avete letti, li avete visti. Volevo sapere se vi hanno solleticato qualche pensiero, qualche suggestione per delle attività che poi farete con le vostre classi. Allora, i temi di quest'anno sono sicuramente molto stimolanti per noi, perché il tema dell'acqua è già stato presente anche in altre edizioni. Quando si è parlato del paesaggio già ci eravamo occupati di acqua, ma l'acqua ci porta anche appunto al nostro territorio. In particolar modo adesso qui noi abbiamo, non si vede quello che c'è fuori dalla nostra finestra, ma abbiamo proprio qui le pendici subito del Montello, e c'è il Canale del Bosco. Il Canale del Bosco è un'opera idraulica della Serenissima Repubblica di Venezia, e quindi questo ci riporta anche al secondo tema, perché il nostro territorio ha potuto avere uno sviluppo prima agricolo, poi anche diciamo proto-industriale, poi industriale vero e proprio, grazie alla presenza dell'acqua, e l'acqua ci è stata portata attraverso i canali artificiali dalla Serenissima Repubblica di Venezia, che aveva il suo interesse per sfruttare, diciamo, il nostro territorio, prima per il legname, poi dal punto di vista agricolo, con la costruzione anche poi di alcune ville che sono anche state, erano prima di tutto anche aziende agricole, ecco. Però il tema dell'acqua è un tema che ci lega al territorio e a Venezia, naturalmente, perché poi l'acqua arriva lì, arriva al mare, arriva alla nostra, quella che è stata la nostra capitale, insomma, diciamolo, amministrativa, ma anche la capitale del cuore, possiamo dirlo, no? Ecco. Quindi ecco, sicuramente questi due temi sono per noi molto azzeccati e ci aiutano a lavorare anche proprio sulla storia del nostro territorio. Il tema di Mario Rigoni Stern, anche perché comunque è cittadino onorario di Montebelluna, il Montello qui è stato protagonista sì, della Prima Guerra Mondiale, però diciamo che tracce anche della Seconda Guerra ne abbiamo un po' ovunque, ed è stato poi tra l'altro lui sempre molto attento nei suoi temi, questo scrittore, al nostro territorio, quindi veramente è come un cerchio che si chiude, no? Mario Rigoni Stern per noi. E Dante, ecco, questo è impegnativo alle medie parlare di Dante, però la nostra scuola si chiama Dante Alighieri perché abbiamo ereditato questo nome. E quindi anche qui vedremo naturalmente, ma ci sono dei testi, proprio prima parlavamo di un testo di Garlando con una collega proprio su Dante, che ci consentono di affrontare
anche questo grande autore, però diciamo con un linguaggio che sia più consono ai nostri ragazzi, insomma. Quindi sicuramente i temi danno sempre ci danno sempre nuovi stimoli. Ecco, i testi poi noi li proponiamo, ce li porta in genere la biblioteca di Montebelluna, ci dà una prima, diciamo, scelta di testi e poi sono i ragazzi che scelgono, quindi anche questo è interessante, che poi a volte scelgono qualcosa che proponiamo noi o la biblioteca, ma a volte portano qualcosa di loro e anche qui allora diventa occasione veramente per aprirsi a nuove prospettive, pur all'interno di alcune tematiche date. Benissimo. E adesso avremo piacere di sentire le vostre voci e sentire la lettura. La prima lettura è la poesia Sorgente di Roberto Piumini. Lo senti? Senti questo suono? Senti questo suono? Un suono quasi silenzioso, buono. Un suono di bisbiglio, un fruscio, un suono dolce, un basso mormorio. Il suono buono dell'acqua che esce. Il suono fresco dell'acqua che nasce. Amici, zitti, lo sentite? Lo sentite? Il suono di quest'acqua quieta e mite. Lo sentite? Lo sentite, gente? Il suono di quest'acqua di sorgente. La seconda lettura è la poesia La pioggia di Olga Visentini. La pioggia picchietta, 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 sommessa e argentina. Picchietta, picchietta. E narra una favola piccina, piccina. Di insetti, di passeri, di grilli, di fiori, di piccoli cuori. Per loro ogni gocciola stride e saltella, che sfrigge, che mormora, è come una stella. La pioggia picchietta, 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 sommessa e argentina, picchietta, picchietta, e narra una favola piccina, piccina. Benissimo, grazie anche per queste due filastrocche e allora ci diamo appuntamento per il 24 di settembre con voi, ma speriamo con tantissime altre scuole in giro per il Veneto per la nostra ormai tradizionale maratona di lettura. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Siamo molto felici di avere qui con noi Mattia Signorini. Buongiorno. Buongiorno. D'altra parte, in questa staffetta che ci porta alla maratona di lettura del Veneto Legge il 24 di settembre, non potevamo che incontrare anche chi i libri li scrive. Sappiamo che in questa giornata si stanno alternando, proprio come una staffetta, tanti scrittori, editori, bibliotecari, librai, un po' da tutte le province del Veneto. E quindi a rappresentare Rovigo e la sua provincia Mattia Signorini, che non è solo uno scrittore, sappiamo che ci tiene molto alla promozione della scrittura e della lettura, infatti organizza anche un festival. Che cosa ci racconta di sé, Mattia? Si presenti? Da un po' di anni sono tornato a vivere in Veneto e ciò che facevo prima, ho vissuto un po' di anni a Milano, era scrivere libri, scrivere romanzi. Insomma, quando sono tornato qua, perché ogni tanto quando uno se ne va ha la sua terra che lo chiama e non c'è poi un motivo, ti svegli un giorno e dici devo tornare, senza senso. Quindi ho mollato lavoro, tutto, sono tornato nel 2013, quindi sono passati un po' di anni
E quando sono tornato però, come accade sempre, ho ritrovato la mia terra, ma mi mancava un po' del mondo di là. E visto che nella mia provincia non c'erano eventi letterari, non c'era nulla, anzi gli operatori culturali erano molto sfiduciati. Mi ricordo che volevo organizzare la rassegna del mercoledì, semplicemente chiamare ogni mercoledì in una libreria un po' di amici scrittori, di colleghi, così per ravvivare un po' un piccolo mondo. Mi rispondevano: ma che alle presentazioni ci vengono in 4, non funzionerà mai. Tanto che poi mi è rimasta l'idea nella testa e ho pensato semplicemente una cosa si aggiunge all'altra, e ho detto: se non funzionerà mai, magari si può provare a non far funzionare un festival, che poi in realtà è stato creato, Caro Vigo Racconta, e magicamente direi è esploso, nel senso ci sono tante persone, non solo io e Sara Bacchiaga, che è l'altra organizzatrice, ci lavoriamo molto, ci sono altre 10-15 persone all'anno che ci lavorano, ma poi è una magia, e la magia non la facciamo noi, non la fa nessuno in particolare, ma forse è questa voglia di novità, di cultura e di movimento di pensiero che aleggia nell'aria. E quindi quando sono tornato ho messo in piedi questo festival, ho messo in piedi una scuola di scrittura che si chiama Palomar, e che oggi è una delle scuole di scrittura che più fa arrivare gli esordienti in libreria per i grossi editori, e continua a scrivere libri. Insomma, per me il Veneto, anche se è un po' la periferia dell'impero per quanto riguarda l'editoria, che è tutta a Milano, un pochino a Roma, è invece stato un posto, no, molto che ha generato molti frutti, perché i posti, la provincia un pochino più lenti ti permettono anche di raccogliere le idee e di trasformare magari delle idee in bellezza. Sì, la lentezza sempre di più a volte è un valore, è creativa, e in Veneto comunque c'è proprio sempre di più un fermento letterario. Questo periodo sicuramente non è stato facile per tutti, lo sappiamo, ma ci chiediamo un po' come ha vissuto uno scrittore. Questa sosta forzata ha bloccato la creatività? E come sono stati questi ultimi mesi per lei, Mattia? Allora, io credo che questo periodo, questo anno abbondante abbia attraversato un po' tutti, a prescindere dal lavoro che uno fa, dalla categoria a cui appartiene. Credo che la creatività sia una conseguenza, una spinta verso l'altro di qualcosa che è il pensiero, e penso che tutti noi in quest'anno siamo stati rallentati nel pensiero. Ci siamo sempre preoccupati moltissimo della malattia fisica, e non ci dimentichiamo, anche se adesso sta venendo molto a galla, che c'è un'altra malattia molto forte che colpisce la mente delle persone, è silenziosa, invisibile, e ci attraversa. Sicuramente quest'anno ci ha tolto qualcosa, che non sono forse i rapporti stretti, a qualcuno, a più di qualcuno, sì, anche quelli, però ci ha tolto la rete di conoscenze casuali, e sono quelle che poi l'humus su cui noi generiamo la nostra vita, e magari chi scrive libri, insomma, da cui raccoglie esistenza per poi metterla sulla pagina. Nel primo lockdown, quando ho avuto un sacco di tempo a disposizione, ho pensato di scrivere, come hanno fatto in tanti altri, ed effettivamente ho scritto qualcosa che poi ho buttato via, perché credo che sia necessario davvero avere a che fare con gli altri, e gli altri sono anche le persone che incontriamo a caso, che non conosciamo. Non basta una rete di 3, 4, 5 persone molto strette per salvarci da cosa? Per salvarci la vita, per generare quella piccola cosa senza cui noi poi diventiamo più aridi, che è la curiosità, che a prescindere da chi fa un lavoro più o meno artistico o meno, non ha importanza, è quello che ci può muovere quando ci svegliamo al mattino. Sì, è proprio così. La relazione con gli altri è la cosa più importante, è mediata da un video, davvero a volte è tutto molto più complicato. Abbiamo proprio bisogno della presenza nella relazione, e nei libri a volte proprio ci immedesimiamo nei protagonisti e quasi ci sembra di avere una relazione con tutti i personaggi. A volte quando chiudiamo l'ultima pagina del libro ci dispiace, come lasciare un amico, ma
A proposito di libri, c'è un libro che in questo periodo magari l'ha fatto stare bene oppure l'ha accompagnata in alcuni momenti di difficoltà? Un libro che magari ha incontrato anche un po' di tempo fa, che però le è tornato alla mente in questa situazione così unica e particolare? Ma c'è un libro che io ho molto amato, ce ne sono tanti in realtà, però in quest'ultimo anno l'ho ripreso in mano più di qualche volta e l'ho anche molto consigliato. In quest'ultimo anno ci siamo accorti del valore dei rapporti personali, dei rapporti familiari più stretti. E c'è un libro che ha vinto il premio Pulitzer ormai 20 anni fa, che è Le correzioni di Jonathan Franzen, che invece va ad indagare cos'è veramente la famiglia in questa contemporaneità così rarefatta, anche chiaramente l'ha scritto 20 anni fa, ben prima della situazione in cui viviamo. E lui racconta di questa famiglia, di questo padre e madre che vivono in un paesino di provincia americano e dei loro 3 figli, e si intitola Le correzioni perché ognuno di loro, senza mai essersi parlato davvero nella vita, ha raccontato una versione di sé, sia di quello che fa che di quello che è, completamente diversa dalla realtà e solo per rendere felici le altre persone di questa famiglia, fino a quando si troveranno dopo tanti anni tutti e 5 insieme nella stessa casa. E allora verrà fuori che forse è meglio essere un po' più imperfetti, ma più trasparenti, e solo attraverso questa sincerità della trasparenza possiamo avere a che fare con gli altri, con le persone in modo autentico. Non è un libro salvifico, non è un libro di gioia, come non lo è nessun grande romanzo, ma è un libro attraverso il quale possiamo imparare ad avere a che fare con le persone che abbiamo più strette, anche mostrando le nostre imperfezioni. Rispetto ai temi della maratona del Veneto Legge 2021, c'è un tema che l'ha più incuriosito ed un autore che magari le è particolarmente caro? Ci potrebbe anche leggere un brano? Un autore a cui sono legato è Mario Rigoni Stern. Ma parlare di Mario Rigoni Stern è parlare anche lui rappresenta, dove ha vissuto tutta la sua vita, che è l'Altopiano di Asiago, e che io personalmente ho scoperto da pochi anni. Ho scelto un romanzo di cui vi leggerò un estratto. Questo romanzo parla di un contadino pastore, ma soprattutto contrabbandiere, che dalla fine dell'Ottocento ha attraversato la montagna fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo è Storia di Tonle, ve lo mostro, ed è pubblicato da Inaudi Editore. Comincia così. Tonle Bintern, guardando, ricordava che da ragazzo, dopo la mietitura della segale, si arrampicava dalla parte della stalla dove il grande tetto quasi si unisce al declivio del monte. E a una piluccava tutte le piccole ciliegie dolcissime e nere prima che i merli e i tordi venissero a metterci il becco. Erano come il miele e per giorni la tintura del loro succo gli restava sulle mani attorno alla bocca. E l'acqua del Prunnele non riusciva a toglierla, ma d'autunno il rosso pastello delle foglie si notava anche dalla cima del Mor, come un'orifiamma che ingentiliva e distingueva dalle altre la povera casa. Ora, nella sera di dicembre, i rami erano un geroglifico sullo sfondo del cielo, e se non fosse stato per un leggero fumo che usciva dagli sfiati di pietra sotto gli sporti dei tetti, le case dell'arto dalla neve. Ci mancava da 9 mesi e sue notizie le aveva fatte avere da Ratisbona un giorno che aveva incontrato un paesano che rientrava dall'Italia. Gli era andata così. Per farla breve, nel marzo di quell'anno che inizia la nostra storia, Tonle Bintern stava ritornando a casa con un carico in spalla. Nelle vicinanze dell'abitato, come sempre, i compagni si erano divisi per i vari sentieri, per non dare nell'occhio. E lui, con passo prudente ma sicuro, scendeva dal Platabek. Le brocche da ghiera resistevano ai tratti in ombra. In meno di mezz'ora sarebbe stato a casa con i figli e la sua donna, a riposare e dormire al caldo e all'asciutto. A portare la merce a destinazione avrebbero poi pensato la moglie e Peter, il figlio maggiore. Quando sentì l'altolà fu più
sorpreso, ma non lasciò il carico per essere libero di correre. Era troppo vicino a casa ormai e con un salto verso valle si staccò dal sentiero. Lì sotto era pronta la seconda guardia di finanza e come lui toccò terra sentì afferrarsi per un braccio il grido di rito: «Fermo! Sei preso!» E da qui inizia una grande storia tra le montagne. Grazie Mattia Signorini. Allora auguro a tutti di leggere questi libri che ci ha consigliato, di seguire tutte le iniziative della fase di riscaldamento e poi della maratona di lettura, e allora auguro a tutti buone letture. E buone letture a tutti quelli che stanno ascoltando. Buongiorno, saluto Cristiana Giacometti, che ringrazio per aver accettato l'invito di questa mini maratona di lettura. Cristiana Giacometti è un editore, lavora con la casa editrice Il Narratore, che esiste da più di 20 anni, sì, ormai, no? Quando avete cominciato? Prima del 2000? Sì, il primo progetto, grazie innanzitutto dell'invito, il progetto nasce proprio nel 1999, è stato sviluppato durante un viaggio intorno al mondo da un'idea probabilmente all'epoca e per molti anni, fino a pochi anni fa, ritenuta visionaria, che era quello di consentire a tutto il mondo, attraverso la rete internet, di ascoltare la nostra bella letteratura italiana, la nostra bella lingua. Noi seguivamo già da anni il progetto di Audible dall'America, e quindi la volontà era quella di creare un sito web dal quale poter scaricare la letteratura italiana per poterla ascoltare in tutto il mondo. Naturalmente poi le vicissitudini, i cambiamenti, gli adattamenti, perché durante il nostro viaggio abbiamo creato il primo sito web, lo abbiamo inaugurato a Sydney grazie all'aiuto dell'Istituto Italiano di Cultura, e quando siamo ritornati in Italia, ai noi, abbiamo ritrovato una situazione molto difficile dal punto di vista strutturale e della rete internet. E da lì siamo diventati editori piano piano, pubblicando addirittura i primi titoli in audiocassetta, in nastri, cioè parliamo veramente di archeologia, perché le persone che visitavano il sito apprezzavano moltissimo il nostro lavoro, però dicevano non riusciamo a scaricare adeguatamente, con una certa facilità, gli MP3. E quindi iniziamo le edizioni su audiocassetta, poi su CD, poi su CD MP3, perché sempre attenti allo sviluppo, alla ricerca, per ritornare poi, dopo la crisi del 2010, a pubblicare solamente in formato digitale per il download MP3. Nel 2002 nasce l'e-commerce, il primo e-commerce in Italia per l'acquisto di audiolibri in formato digitale. Dopodiché nel 2007, con l'arrivo di altre piccole case editrici, abbiamo cercato di lavorare in gruppo e di fare in modo che la piattaforma che già esisteva, il narratore.com funzionante, potesse distribuire anche altri titoli, altri audiolibri, fino ad arrivare ad oggi che grazie alla partnership con streetlib.com abbiamo un catalogo di oltre 7.000 titoli in italiano della nostra casa editrice. Noi abbiamo all'attivo circa 500 titoli in questi 20 anni che abbiamo prodotto. Ogni anno abbiamo un piano editoriale di 20, 25, 30 titoli all'anno. Senti, ma quest'anno, complice questo periodo di pandemia, sembra che gli italiani quantomeno si siano accorti dell'esistenza degli audiolibri, non che prima appunto non esistessero e non ci fossero più case editrici che si sono impegnate, però effettivamente
non so, tu come lo leggi, al di là della pandemia, una riscoperta del piacere dell'ascolto anche? Beh, sì, certo, devo dire che nell'ultimo anno, in particolare anche le ultime ricerche statistiche che sono state effettuate dall'Associazione Italiana Editori, dimostrano come ci sia un enorme interesse all'audio e all'oralità. È chiaro che nel primo lockdown, per esempio, anche noi abbiamo aderito alla solidarietà digitale, mettendo a disposizione una playlist di 32 audiolibri integrali, completamente gratuiti nel sito. Sicuramente il fatto di dover essere costretti a una routine completamente diversa ha fatto in modo e ha dato la possibilità di scoprire nuovi contenuti e la possibilità appunto di ascoltare i libri oltre che leggerli, perché noi diciamo sempre che un libro ascoltato è un libro in più letto, proprio perché si può fare anche con le mani impegnate, gli occhi impegnati, facendo altro o semplicemente rilassandosi in poltrona e ascoltando l'audiolibro. In più, l'altra possibilità importante è quella di essere accessibile e inclusivo per moltissime persone che non sono in grado di leggere nelle normali modalità. Perfetto. Allora, noi stiamo all'interno di una mini maratona di lettura e quindi ci fa piacere se tu ci leggi qualcosa. Uno dei temi che sono stati scelti come linea guida per questa maratona è l'acqua. Quindi affido a te un pezzo, ci dici tu da che cosa leggerai, piccolo pezzo. Ho trovato molto interessante il libro di Andris Naer Magnusson, Il tempo e l'acqua, edito da Iperborea quest'anno. E volevo leggere alcuni passi da uno dei capitoli che mi ha particolarmente colpito e penso che valga la pena per far riflettere un pochino tutti. Il capitolo si intitola La madre universale Bianca di Brina. La dorsale himalayana ospita 46.000 ghiacciai in mezzo alle vette più alte del mondo, alcune delle quali superano gli 8.000 metri. Distribuiti lungo tutta la catena si celano tra valli e conche ai piedi di pendici ripidissime. Coprono complessivamente una superficie che è appena 4 volte quella dei ghiacciai islandesi, arrivando all'incirca a 40.000 km quadrati, ma i volumi degli uni e degli altri, più o meno, si equivalgono a circa 4.000 km cubici. Molti ghiacciai islandesi scendono fino al livello del mare e ci si potrebbe aspettare che fossero più sensibili dei monti celesti ai cambiamenti climatici. Le ultime ricerche dimostrano invece che alle grandi altitudini dove l'inverno sembra eterno, i ghiacciai si ritirano a un ritmo molto simile a quello dei ghiacciai islandesi. Evidentemente l'area di superficie racconta soltanto metà della storia. L'altra metà è che i ghiacciai si assottigliano all'incirca di 1 metro all'anno. Ai bordi esterni delle lingue dei ghiacciai himalayani si sono formati dei laghi periglaciali instabili che rompendosi causano alluvioni violente e ingenti perdite umane nei paesi e negli agglomerati che sorgono a valle. Con il recedere dei ghiacciai islandesi la portata dei fiumi aumenta e questa, nel breve termine, è un'ottima notizia per le aziende produttrici di energia, ma poi la portata diminuirà e arriverà a pareggiare le precipitazioni. I ghiacciai influenzano i sistemi climatici e nel caso di quelli più grandi raccolgono le precipitazioni per farle cadere per lo più sul versante meridionale, ma se i ghiacciai scompariranno, le precipitazioni cominceranno probabilmente a insistere più a nord. E lo stesso vale per i monti dell'Himalaya. Si stima che nei prossimi decenni la portata dei fiumi glaciali aumenti, ma il problema è che mentre i fiumi islandesi scorrono fino al mare liberi e impetuosi, quelli della zona himalayana sono arterie vitali per miliardi di persone
e fondamento di molteplici ecosistemi, dagli insediamenti montani fino alle foci. Lonnie Thompson, professore di glaciologia alla Ohio State University, è probabilmente il massimo esperto al mondo di ghiacciai di montagna, della loro storia e della loro potenziale evoluzione futura. Le informazioni che ha raccolto negli ultimi decenni hanno fornito alla climatologia un fondamento su cui poter elaborare previsioni. Ha eseguito carotaggi su cui poter elaborare previsioni, carotaggi in tutto il mondo e gestito oltre 60 spedizioni in 16 paesi. Quando parla di spedizioni non si riferisce a brevi escursioni, ma a soggiorni di mesi sui ghiacciai più isolati del mondo. Ha raccolto campioni di ghiaccio a 7.000 metri di altezza. Nella fascia equatoriale può essere un'impresa portare del ghiaccio dalle vette più alte alla foresta vergine e da lì ai laboratori di ricerca degli Stati Uniti senza che si sciolga. I ghiacciai sono manoscritti congelati che raccontano delle storie, proprio come gli anelli dei tronchi dell'albero o gli strati di sedimentazione da cui attingiamo informazioni con cui comporre un'immagine del passato. Immagazzinano la storia delle attività vulcaniche, conservano polline, acqua piovana e bolle d'aria che rivelano la composizione chimica dell'atmosfera di decine di migliaia di anni fa. Sono importanti fonti di informazione sulle precipitazioni e sulla vegetazione del nostro passato. Se consideriamo gli ultimi 1000 anni, l'evoluzione dei ghiacciai non è stata univoca in tutto il mondo. Nell'emisfero australe e in quello boreale i ritmi sono stati diversi, i ghiacciai si sono accresciuti in certe zone e ridotti in altre, secondo le condizioni climatiche e le oscillazioni locali. Oggi però quasi tutti i ghiacciai in qualsiasi parte del mondo sono simultaneamente in recessione. Non avrei mai creduto che un ghiacciaio potesse sparire così in fretta, dice Lonnie. Non nell'arco di 10 anni. Se qualcuno avesse previsto uno scioglimento così rapido, non gli avrei creduto. Grazie per questa lettura e per queste suggestioni che partono dall'acqua e poi si allargano naturalmente. Però l'acqua è un elemento fondamentale per la vita e quindi dobbiamo prendercene cura, a partire dai ghiacciai naturalmente, che vediamo come sempre un luogo lontano, no? Invece c'è molto più vicino di quanto non pensiamo. Quindi grazie ancora Cristiana. Ricordo che gli editori del Veneto sono coinvolti nella maratona di lettura attraverso le 3 sigle, l'Associazione Italiana Editori, l'ADEI, Editori Indipendenti e l'Associazione degli Editori Veneti, che quindi concorreranno con noi e parteciperanno a vario titolo, a vario modo alla realizzazione della maratona. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, grazie a voi. Diamo il benvenuto a Pino Costalunga. Ciao, grazie. Ciao Pino, grazie per la tua disponibilità. Grazie. Chi è Pino Costalunga? Pino Costalunga è un lettore professionista, è il direttore artistico di AIDA, e dove lavora come regista e produce spettacoli e altre iniziative anche sulla lettura, scuola, eccetera. Pino traduce, partecipa a importanti festival di letteratura, incontra scrittori e autori stranieri, soprattutto svedesi, perché Pino traduce dallo svedese, ha studiato e ha approfondito anche questa lingua. È autore di libri e filastrocche per ragazzi e per bambini. Allora, una cosa interessante da chiederti, no? Visto che tu copri vari ruoli in questo mondo della lettura, no? Qual è, secondo te, la situazione della lettura in generale, da tutti questi tuoi punti di vista privilegiati, sia dal punto di vista della fruizione delle persone che leggono, sia da quelle come te che producono
attività che promuovono e educano alla lettura. Ma l'impressione mia è che in questi ultimi anni sia migliorata la situazione sia per quanto riguarda adulti che per quanto riguarda bambini rispetto alla lettura. C'è ancora la fascia degli adolescenti che è una fascia che si perde un po' e che avrebbe secondo me più bisogno di un supporto sul far venire la voglia di leggere, un supporto che aiuti a questi ragazzi a capire che leggere è qualcosa di divertente, è qualcosa di bello. Tu dicevi appunto, io ho questa fortuna di seguire spesso anche queste discussioni in Svezia, e c'è lo stesso problema in Svezia, che proprio quando il ragazzino comincia a fare le medie e le prime delle superiori che rischia di perdersi, perché comunque quando i bambini hanno una forte... le maestre nelle scuole primarie di solito spingono molto di più e riescono molto di più a invogliare i bambini alla lettura. Però in generale anche tutti i gruppi di lettura che si sono formati, mi sembra una situazione che vada migliorando quella attuale. Bene, senti, e invece adesso stiamo vivendo ancora un periodo molto difficile, no? Per quanto riguarda soprattutto i rapporti diretti, no? Con tutte queste restrizioni, c'è un impedimento a incontrare il pubblico. Cosa è cambiato secondo te? E soprattutto mi interesserebbe sapere cosa prevedi per il futuro, una volta che questa situazione andrà migliorando. Allora, secondo me sono cambiate molte cose. Se dovessi parlare da un punto di vista del teatrante, di quello che fa teatro, purtroppo c'è stato un ragionamento su quanto poco sia considerato in Italia questo tipo di lavoro. Non ci siano leggi che lo tutelano o lo difendano ma questo in genere, il lavoro culturale in genere. Quindi parlo anche del lavoro di lettore o di animatore all'interno di gruppi di ragazzi o di gruppi di adulti. Io spero che una cosa positiva che porterà questa pandemia, questa chiusura, sia un frutto di questo ripensamento, e quindi ripensiamo su come organizzare con una visione un po' più a raggio lungo a questo nostro lavoro. Un altro effetto della pandemia, tra virgolette, positivo, è quello che molte persone come me, che non sono un nato digitale, cioè non sono uno che era molto esperto nell'uso del digitale, sono diventato molto più esperto in questo periodo. Ho imparato a usare, però io sono tornato a leggere recentemente per dei bambini proprio ieri in presenza, e veramente mi sono reso conto, primo, come i bambini abbiano voglia, fame di incontri, di respiri e non uno schermo. E anche ieri è stato difficilissimo leggere per 4 ore con una mascherina in faccia. Ecco, quindi... Bene, passiamo alla prossima domanda, che è una domanda più personale, no? Qual è il tuo rapporto con la lettura? Cioè, al di là dell'attività di lavoro, no? Allora, io leggo di tutto, leggo molte cose anche per lavoro. Le mie abitudini di lettura non sono molto cambiate. Ho sentito il bisogno in questo periodo di chiusura di leggere cose un po' più leggere, diciamo, no? Cioè vivere la lettura come qualcosa di rilassante, come qualcosa di passatempo. Infatti uno degli autori che io ritengo più rilassanti per me è una svedese, guarda caso, ma è un premio Nobel svedese, Selma Lagerlöf, e mi mancava un suo libro fondamentale che ho letto proprio recentemente, che è Gerusalemme. Di lei ho letto tutto praticamente. Hai la copertina lì da farci vedere? Dirti la verità, ho la versione svedese, perché se posso li leggo in originale, ma Gerusalemme è anche tradotto da Iperborea ed è una storia molto strana, tra l'altro. Bene, questo può essere un buon consiglio di lettura per i nostri ascoltatori. Si chiama Gerusalemme anche nella versione italiana. Bene, senti, tra i temi della maratona, oltre all'acqua, che è il tema principale, c'è anche Dante, i 700 anni, no? Che ha soggiornato anche in Veneto, tra l'altro, ha scritto varie cose in varie città. E quindi
adesso è il momento che ci dedichi una lettura. Cos'è che ci leggerai? Allora, io ho preparato due cose diverse, cioè una che non è dantesca, perché lui è vissuto a Verona e a Verona c'è stato prima di lui, è nato nel 1255, non si sa la data di morte, Giacomino da Verona. Giacomino di Verona è stato un frate che ha scritto, tra le altre cose, De Babilonia civitate infernali, cioè praticamente un inferno e anche un paradiso, perché ha scritto anche Gerusalemme Celesti, in una lingua che mescola il volgare italiano, ma soprattutto il volgare veronese, ed è veramente interessante. Quindi magari, se posso, vi leggo prima una cosa di Giacomino da Verona che molti non conoscono, di questa sarabanda infernale. È molto potente, e ha un'avvertenza: non pretendete di capire parola per parola, perché ascolteremo tutto. È un testo non semplice. Bene. Poi posso leggervi proprio Dante, e ho scelto una cosa famosissima di Dante, che però mi piace tanto, Paolo e Francesca. Bene. Allora lasciamo Pino Costalunga alla lettura e ci sentiamo dopo per i saluti. Allora, Sarabanda infernale di Giacomino da Verona. Lo fuoco è sì grande, la flamma e la calura, che non si può quitarne l'esero sin scrittura, noio splendore rendo tale la sua natura, monegro e pussolento e pien d'ogni sosura. E sì come niente a questo terra in fuoco, quel che depento in carta nei mur nell'altro logo, così seravo questo, sa quel ne fossa provo, de qual Deo ne guarda, che non ne possa nostre. E sì come entro l'aiqua se non risse li pissi, così fa in quel fuoco li virmi maleiti, che ali peccatori che fia lì dentro mi si magna gli occhi, la bocca, le cose e i gariti. Li cria li diavoli tutti a subba testa, a spisa fuoco, dolenti chi l'aspetta. Momendovi savere in che mose deleta lo miser peccaor, catendo cotal festa, l'un diavolo cria, l'altro che rispondo, l'altro bate ferro, l'altro cola bronzo, gli altri a spisa fuoco, gli altri cor intorno, per dare al peccaor rea notte e reo sorno. E alla fin da dreo se esse un gran filan dal profondo abisso, compagnon de Satan, de 30 passa longo, con un bastone in man, per benedir scarsela al falso cristian, digando ad alta voce, ognon cora il guagno, che non porta mol tempo che alcun de noi stia in darno. Altri prendo baili, altri prendo rastieghi, altri stison de fuoco, altri lanze e cortei, non fa forza in scui nei nelmi, nei capei, purché gli abbia manare, sape, forche e martei. Tanto gli è crudeli, ed è malafare usai, che un aspetta l'altro de quelli malfamai, chi innanzi che può essere, quili e li plubiai coratto come cani, che alla cassa e affaitai. Ma ben pensa il cattivo che il vuole instir desogo, quando che tanti diavoli se ve corir de provo, che per maraviglia non che rimane il logo, che non che cora criando fuoco, fuoco, fuoco. E adesso, dopo questa tremenda sarabanda infernale, passiamo a Dante e al canto di Paolo e Francesca. Quali colombe dal disio chiamate, con ali alzate e ferme a dolce nido, vengo per l'aere dal voler portate. Cotali uscir dalla schiera ho vedido, noi venendo per l'aere maligno si forte un affettuoso grito. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlare vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Se è della terra dove nata fui, sulla marina dove il po discende per aver pace con seguaci sui,
Amor, che il cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, che il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Cain attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlei io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette, amore, che conoscesti i dubbiosi desiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lanciallotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò, tutto tremante. Galeotto fu libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men come che io morisse, e catti come corpo morto cade. Grazie Pino. Grazie a voi. Invitiamo a partecipare alla maratona di lettura e auguriamo naturalmente buona lettura a tutti. Buona lettura, naturalmente. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 24 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.